Buonasera, ben ritrovati a Cronache Venete. Parliamo di calcio, di una conferenza sportiva tenuta dal presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Renzo Olivieri presso l'hotel Forte 48 a San Donà di Piave, il servizio di Giovanni Monforte. Allora Roberto, la soddisfazione di avere il presidente nazionale, un allenatore così importante come Renzo Olivieri, ospite a San Donà. Sicuramente una bella soddisfazione per la nostra piccola sezione avere come ospite Renzo Olivieri, il nostro presidente, che si è reso subito disponibile per questa serata e quindi noi ne siamo veramente orgogliosi di averlo qui questa sera e sicuramente sarà una serata molto interessante. Verranno premiati 3 allenatori, 2 allenatori giovani emergenti che hanno fatto bene, che hanno lavorato bene lo scorso anno, Diego Zanin nel calcio Treviso, Claudio Coletto alla Leventina Grughense, mentre per quanto riguarda Bruno Fiorin è un veterano della nostra associazione, è un esempio di serietà e passione e lavoro. Come è cambiato il ruolo dell'allenatore in questi ultimi 20 anni? Molto, perché mentre prima era una figura che aveva compiti abbastanza limitati, allenava e basta. Oggi c'è un problema di rapporto con il mondo esterno, rapporto con i giocatori che è diventato un pochino più difficile, rapporto con la stampa, rapporto con la società. Oggi è diventata una figura molto più centrale. Poi prima lavorava da solo, aveva un aiutante. Oggi lo staff del tecnico è fatto di altri allenatori, è cambiata totalmente la figura. Questa sera parlerà una platea fatta di tanti allenatori, come ce ne sono migliaia in tutta Italia, che ogni domenica allenano sui campi dei tanti. Che cosa si sente di dire a loro e soprattutto agli allenatori del settore giovanile, che ovviamente hanno un ruolo particolarmente delicato perché devono anche formare i ragazzi? Ma loro sono un po' la base. Chi lavora nel settore giovanile oggi ha una missione, più che un ruolo, una missione di far crescere i nostri ragazzi. Oggi siamo diventati un'agenzia educativa anche noi. Sono veramente onorato di averlo questa sera, ma non solo lui, ma poi sto vedendo che la sala si sta riempendo da allenatori e questo è una dimostrazione veramente che il calcio è ancora vivo, è ancora forte il calcio anche nel Veneto orientale. Io voglio innanzitutto a nome della città ringraziare Renzo Olivieri che questa sera sarà qui con noi, ma ringraziare soprattutto tutti gli allenatori e chi ha organizzato questa serata. Grazie veramente a tutti.